Chi è che inizia? Credo lei. Ah, Saluti. Buongiorno e grazie a tutti per essere presenti alla conferenza stampa di presentazione del progetto Veneto Stars, il Veneto nello spazio, chiamata per giovani innovatori europei. Inizio per ringraziare dell'ospitalità la Presidente dell'Associazione Stampa Estera, Esma Kashir, e la invito per un breve saluto di benvenuto. Buongiorno a tutte e tutte, sono Esma Çakır, è un po' difficile il mio cognome, provengo dalla Turchia e sottolineo questo perché stamattina leggevo un po' la storia del Veneto e i veneti in particolare e mi sono sorpresa di sapere questa classica leggenda che diceva originari dei Veneti è in Anatolia, quindi la Turchia di oggi. Ma purtroppo questa ipotesi viene discussa ancora tanto, non è accertata, però comunque un attimo mi piaceva tanto di avere questo legame con voi, se anche era un attimo. Allora, io ringrazio tantissimo il Presidente e tutti i nostri ospiti per aver scelto la nostra sede. È un posto dei corrispondenti di 350 paesi. Per noi corrispondenti esteri la regione Veneto è molto interessante, è un fonte incredibile per noi perché ci sono tanti temi da approfondire. Al di là di prima regione che è più visitata in Italia e quinta, se non sbaglio, in Europa. Oggi invece la regione Veneto ci apre ancora un'altra finestra. Quella finestra è legata allo spazio. Sono molto curiosa di sapere tutti i dettagli che non so ancora, quindi non entro in merito. Lascio parola ai nostri ospiti perché il Presidente deve scappare subito al treno, quindi non allungo tanto il mio discorso. Grazie tantissimo e buon lavoro e buona conferenza. Grazie. Grazie e iniziamo la conferenza stampa. La parola al Presidente Regione Veneto, Luca Zaia. grazie. Esma Çakır. Ditelo che Çakır. A posto? Ma intanto non è proprio vero che i veneti non hanno contatti, non hanno legami con la Turchia. Noi abbiamo addirittura il fondaco dei turchi in Veneto, a Venezia. Quindi abbiamo dedicato una parte di Venezia ai rapporti con la Turchia. Del resto il Mediterraneo, noi nel Mediterraneo ci sguazzavamo, è noto che per 1100 anni abbiamo comunque avuto rapporti con tutto il Mediterraneo. Pensate che se andate nella biblioteca storica, nell'archivio storico di Atene, trovate i trattati scritti tra Grecia e altri paesi, scritti in Veneto. Quindi la lingua ufficiale della diplomazia nel Mediterraneo per un periodo è stata Veneto. Detto questo, siccome siamo sempre avanti, lo eravamo nella Repubblica Veneta, lo siamo ancora oggi, io sono onorato intanto di ringraziare per questa ospitalità, perché questo è il salotto buono della comunicazione. Io l'ho conosciuto da Ministro le prime volte e ringrazio ovviamente voi per l'ospitalità e per la visibilità internazionale che noi chiediamo per questa conferenza stampa. C'è un motivo, non perché ci siamo gasati e montati la testa, ma perché stiamo lanciando un contest europeo, internazionale. È un contest rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni, si chiama Veneto Stars, ed è un contest che dice ai team che saranno formati, possono essere formati da 2 a 7 elementi, ai team diciamo utilizzate i dati spaziali, li state utilizzando, fatelo promuovendo dei progetti. Quest'anno il tema è l'agricoltura, quindi tutto quello che si può diciamo mutuare dallo spazio al terreno, sembra quasi una roba in contrapposizione, ma non è così. L'agricoltura già conosce per dire che so, la guida autonoma per molte lavorazioni agricole, l'agricoltura approfitta dei dati aerospaziali per tutto quello che sono le previsioni meteo, le georeferenziazioni. Nei progetti, io li ho letti un po' tutti i progetti presentati al 23 di marzo, ma ce ne saranno anche ancora. I team che oggi sono presenti, che già hanno deciso di partecipare, sono team di ragazzi polacchi, lituani, tedeschi, spagnoli, italiani, ce n'è veramente, c'è una bella rappresentanza. E abbiamo progetti innovativi rispetto ad esempio
alla tutela dell'acqua e quindi al consumo idrico, è un consumo responsabile dell'acqua in agricoltura, piuttosto che l'utilizzo di dati spaziali affinché diciamo, si riesca a tarare il consumo con l'immagazzinaggio dell'acqua interpolando diversi dati, ma anche uno dice a me mi ha entusiasmato l'idea di utilizzare i dati spaziali e quindi l'analisi dei gas e la probabilità degli attacchi di parassiti nelle arnie delle api. Ma le api sono in pollinazione, sono il frutto e quindi siamo ancora in agricoltura. E molti altri progetti, quindi veramente meriterebbero di vincere tutti. 10 saranno i prescelti, questi 10 progetti saranno prescelti, verranno anche remunerati e poi andranno ad essere, faranno il percorso d'onore nel meeting che faremo aerospaziale che faremo il 15 di maggio e durerà 3 giorni e lì verranno presentati. Direi che ci sono tutte le componenti. A me chiudo ricordandovi solo una cosa e salutando anche i miei compagni di viaggio che poi so che parleranno e verranno presentati e che ringrazio per essere qui. E a me mi interessa ricordare, ma prima me l'hanno chiesto anche i giornalisti, c'è un tema romantico rispetto a questo, no? Che è quello dello spazio, forse anche un po' di sogno, però noi atterriamo e diciamo che è realtà, non è un film di fantascienza, diciamo che è una realtà al punto tale che è una dimensione economica da 1,5 miliardi di euro di fatturato in Veneto con 52 imprese e 5.000 addetti, siamo i terzi in Italia ma diventeremo i primi perché il nostro obiettivo è quello di diventare primi e vogliamo investire nell'aerospazio e in tutto quello che è la rete innovativa regionale aerospaziale e il presupposto per crescere è coinvolgere i giovani. Il presupposto per crescere è coinvolgere i giovani, le idee innovative. Ringrazio i giovani dell'Università di Padova, c'è una rappresentanza qui che hanno elaborato il logo, un po' diciamo lo storyboard, l'immagine di questo concorso, perché ancora una volta i ragazzi indicano la via. L'ho scritto anche nel mio libro. Ho scritto che non è un paese per giovani, ma diventerà un paese per giovani. Grazie. Grazie Presidente, e farei vedere un video proprio promozionale che hanno elaborato assieme agli studenti dell'Università di Padova di lancio della challenge del progetto Veneto Stars. E adesso chiederei all'assessore all'agenda digitale Regione del Veneto, Francesco Calzavara, magari di entrare un po' più sul dettaglio del progetto Veneto Stars e raccontarci brevemente un po' la genesi del progetto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per averci dato questa disponibilità. Come sempre parlare dopo il Presidente ed ex Ministro dell'Agricoltura è complicato nel cercare di integrare quanto già il Presidente vi ha rappresentato, però credo che sia doveroso da parte nostra raccontarvi come questo percorso che iniziamo con Veneto Star è inserito all'interno dell'agenda digitale 2025 che la Regione del Veneto da poco ha approvato, che proietta una regione capace di pensare e di innovare su tanti temi legati al digitale. Quello di una regione che diventi hub di conoscenza, di capacità di aggregare dati e poi di restituirli a chi ne deve utilizzarli al meglio è uno degli obiettivi di Agenda Digitale 2025 e quindi in questo contesto anche i dati spaziali diventeranno sempre di più un elemento di conoscenza e di miglioramento dei servizi che daremo ai nostri cittadini. Quindi un laboratorio di Open Innovation che la Regione cerca di portare costantemente avanti attraverso una serie di iniziative e questa è una di quelle più importanti. È un progetto triennale,
quindi parte con il primo anno legato al mondo dell'agricoltura. Il prossimo anno ci occuperemo di dati legati al turismo. Ricordo che la regione del Veneto, come veniva ricordato dalla Presidente, è la prima regione in Italia per presenze turistiche, facciamo 72 milioni di presenze turistiche. La conoscenza del dato ci permetterà da questo punto di vista di essere sempre più capaci anche di comprendere quelle che sono i flussi e quelle che sono anche le previsioni, ma anche i cambiamenti di alcuni percorsi che all'interno della nostra regione devono essere sempre più ricercati, soprattutto nella relazione tra il mare e l'entroterra. Insomma, il mare fa metà delle presenze turistiche e ci piacerebbe che questa grande presenza del nostro territorio fosse messa in relazione con l'altra parte del Veneto, bellissima. E poi l'ultimo anno ci occuperemo della gestione dei dati legati ai grandi eventi, questo in prospettiva di Cortina 2026, e quindi riuscire a capire cosa succede all'interno di un grande evento, anche per riuscire a spiegarlo dal punto di vista economico, qual è la ricaduta e l'investimento che un ente pubblico fa e cosa poi ritorna sul territorio. La conoscenza di quelli che sono i movimenti delle persone nel nostro territorio credo che sarà elemento di sicura conoscenza e di programmazione futura. Come diceva, è un contest che è iniziato il 1° febbraio, si conclude il 15 marzo dal 15 aprile per le iscrizioni, giovani dai 18 ai 25 anni, e dovranno occuparsi dell'utilizzo dei dati nel settore dell'agroalimentare. 10 progetti che poi troveranno una loro rappresentazione all'interno di quell'altro grande evento che la Regione del Veneto organizzerà nel mese di maggio, ma poi ne parlerà il Presidente Zoppas. E poi chi vincerà questo contest avrà la possibilità all'interno di una società della Regione del Veneto, che è Veneto Agricoltura, di testarlo sul territorio e quindi effettivamente dimostrare la capacità di questa progettazione. Ha anche una valenza, ne accennava il Presidente, importante per noi. Il momento in cui si parla di questi giovani che girano per l'Europa, che fanno esperienza, che si muovono nel territorio, e quindi per noi questo progetto è un progetto che ha una valenza per i veneti che vogliono rimanere nel Veneto, che quindi vedono una regione capace di innovare, capace di essere costantemente contemporanea rispetto a quelli che sono anche le aspettative di chi oggi si sta lavorando su determinate materie, e dall'altra anche la capacità di essere attrattiva rispetto a dei giovani europei che possono pensare che il Veneto, l'Italia, ma in particolar modo il Veneto, per la qualità della vita che riusciamo complessivamente a erogare per i nostri luoghi, possa essere un elemento anche di attrazione e quindi di venire a sperimentare la vita nei nostri territori. Si inserisce in un progetto, come dicevo all'inizio, di una regione che vuole proiettarsi come hub, quindi come la creazione di una regione che ha una data platform, che poi possa interagire attraverso una pluralità di dati da restituire agli stakeholder che riteniamo siano in attesa di un elemento aggregativo tale da poi, attraverso elementi di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, di restituzione di questi dati. È un progetto e ci fa particolarmente piacere perché è nato anche con la relazione con un'importante università del nostro territorio come quella dell'Università di Padova, fatto per i giovani e costruito con i giovani, quindi avete visto che anche la comunicazione ha questa capacità di essere molto vicina a chi dovrà poi iscriversi entro il 15 aprile, e quindi è l'occasione per ringraziare anche il professor Toffanin. Poi magari avremo modo di vederci tutti assieme e di averli qui, i ragazzi che hanno presentato questo logo, ma è la dimostrazione dell'interazione che c'è tra la pubblica amministrazione e l'università, che riesce a produrre risultati come questi e che vedremo a partire dal 15 aprile riuscire ad attrarre molti giovani nel nostro territorio che nel mese di maggio verranno a scoprire le bellezze del Veneto e portarci, speriamo, delle novità assolute dal punto di vista tecnologico. Grazie a tutti. Grazie Assessore, e proprio in ottica di collaborazione Regione del Veneto, per promuovere al meglio la challenge, ha attivato una serie di partner importanti sul territorio nazionale e internazionale. Iniziamo con ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, con il Presidente Giorgio Saccoccia. Grazie, buongiorno a tutti. Sentite, sì. Innanzitutto complimenti al Presidente, l'ascoltavo poco fa parlare di quello che lo spazio fa per la Terra, per
per le applicazioni tipo agricoltura, una preparazione la facciamo cittadino dello spazio onorario, perché, per definizione. Allora io voglio veramente congratulare la Regione Veneto per questa iniziativa, perché è un'iniziativa che mette assieme ciò che lo spazio vuole essere oggi, le tecnologie spaziali, vuole essere ovviamente preparazione del futuro, preparazione di quella che sarà la vita sulla Terra di domani, come proteggere la Terra nel suo insieme e soprattutto preparare il futuro per i giovani. Quindi questo contest, questa iniziativa mette insieme un po' tutto questo. Sentivo uno dei colleghi giornalisti all'inizio che chiedeva: ma quindi ci sarà un bando? I ragazzi non parlano più di bando, i ragazzi rispondono a stimoli più semplici possibili, quindi parliamo di sfida, un challenge, perché sono loro quelli che ci spiegheranno come poter tradurre in idee e iniziative quello che la tecnologia di oggi, la tecnologia spaziale di oggi, i dati che forniscono le attività spaziali possono essere poi tradotti in attività concrete, iniziative concrete, sia per il sostegno e per la crescita economica che per soprattutto la sostenibilità del nostro pianeta. Quindi è una bellissima iniziativa questa, non mi stupisce che venga da una regione come il Veneto, che è sinonimo di attività spaziali in Italia, guardare in alto che quello che facciamo nel settore spaziale ha avuto nel Veneto con Galileo, a Padova in particolare, l'esempio più importante, ma poi ricordiamoci tutti i grandi riferimenti che la Regione Veneto ha dato al settore spaziale, il professor Bepi Colombo, che ha reso possibile tra le più importanti missioni spaziali di cui usufruiamo oggi. Lo spazio è veramente il settore che consente di guardare nel modo più ampio possibile alla Terra e al pianeta, senza confini. Mette insieme, siamo nel posto giusto oggi quando parliamo di stampa internazionale per parlare di spazio, perché non è un caso che i progetti spaziali coinvolgano il più possibile le nazioni più disparate. I progetti quelli più importanti sono resi possibili da collaborazioni internazionali che veramente valicano tutti i confini e le crisi. Però il bello dello spazio di oggi è che permette anche di agire localmente, di intervenire sui bisogni quelli locali, regionali, addirittura di aree ancora più ristrette, dove determinate esigenze, determinate aspettative, per esempio per le colture o per problematiche territoriali locali, possono vedere nei dati spaziali un intervento ad hoc specifico. Ed è quello che ci aspettiamo anche in risposta a questa sfida, vedere come team internazionali, come ha sottolineato il Presidente, ma con immagino un occhio particolare a quello che è la visione veneta all'utilizzo dei dati spaziali, possa fornire in particolare per quello che il Veneto vede come prospettiva di contributo futuro all'economia nazionale, alle attività europee e alla crescita della regione stessa. Quindi siamo come Agenzia Spaziale Italiana, ci confrontiamo continuamente con idee e iniziative da parte del cittadino, delle imprese su come utilizzare al meglio le tecnologie spaziali. E quindi siamo veramente curiosi di vedere quale sarà il risultato di questo stimolo che è stato proposto, e ovviamente in collaborazione con le imprese esistenti e quelle che nasceranno, ci auguriamo, in seguito a questa impresa nella Regione Veneto, ci proponiamo di far crescere ancora di più e più velocemente quella che è il supporto attento che già la Regione dà al settore spaziale. Quindi grazie per l'iniziativa e restiamo in attesa dei risultati. Grazie. E passiamo a un altro importante partner di progetto, l'Agenzia Spaziale Europea, e siamo in collegamento con Roberto Cossu, Country Manager Italia, Rete ESABIC. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi porto le scuse e i saluti di Simonetta Cheli, che non ha potuto prendere parte di persona a questo evento come inizialmente pianificato,
E allo stesso tempo mi scuso per non essere fisicamente in sala con voi, nonostante l'importanza di questo evento anche per noi dell'Agenzia Spaziale Europea. E sono responsabile per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione di incubatori di impresa, noti come ESABIC, in diversi stati membri dell'Agenzia, tra cui l'Italia. E sono di Genova, quindi potrei tornare a parlare di antiche repubbliche marinare, legami con la Turchia, ma il motivo per cui sono qua con voi, seppur virtualmente, è che uno dei pilastri su cui si basa il documento di visione programmatico dell'Agenzia Spaziale Europea, noto come Agenda ESA 2025, è proprio lo sviluppo di nuove imprese, di competenze che vadano a sfruttare gli asset spaziali a beneficio di imprese e, come diceva il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana prima, anche i territori, perché lo spazio ha una rilevanza anche territoriale locale. Sicuramente iniziative come questa della Regione Veneto sono fondamentali per stimolare le idee, stimolare i giovani a confrontarsi col settore spaziale, ad acquisire la consapevolezza che proprio i dati, le informazioni, ma anche le tecnologie spaziali oggigiorno sono driver fondamentali per l'innovazione. E nello stesso tempo, a differenza di quello che era nel passato, in cui queste tecnologie, questi dati erano, diciamo, di difficile accesso, oggigiorno sono di facile accesso e, come diceva anche il presidente della Regione Veneto e precedentemente, non sono più un aspetto romantico o futuristico, sono la realtà, quindi si possono fare, aprono sempre più spazi verso opportunità per l'utilizzo dei cittadini o delle imprese del territorio locale. E challenges come quella Veneto Stars, che ha il patrocinio di ESA, sicuramente andranno ad alimentare il mondo delle startups, a favorire la nascita di nuove imprese, come abbiamo detto prima, che poi troveranno, voglio sperare, negli incubatori come la rete di ESABIC, l'ambiente ideale per sviluppare ulteriormente l'idea imprenditoriale stessa, la startup, e crescere opportunamente. Sapete, ci sono diverse sedi ESA, e tra cui tengo a menzionare quella in Italia di Esrin e quella nei Paesi Bassi, Estec, da cui sono collegato in questo momento. E tutte queste sedi sono, ritengo, il partner ideale per queste iniziative. E da un lato possiamo pensare a Esrin, che è il centro di competenza per i dati di osservazione della Terra, che avrà un ruolo fondamentale, immagino, nelle idee, nell'applicazione di questo challenge. Dall'altro Estec, in particolare il dipartimento che oggi rappresento all'interno del direttorato di commercializzazione, che ha tra i propri obiettivi proprio quello di creare un ecosistema per supportare i giovani, nuove idee, creazione di impresa e la loro crescita. E con questo concludo il mio breve intervento, vi ringrazio ancora, buon lavoro ai giornalisti presenti in sala e ai colleghi per questa iniziativa con cui continueremo a collaborare e lavorare insieme sicuramente. Grazie. E appunto stiamo parlando di Veneto Star, che è un progetto per i giovani. Chiederei ad Andrea Taramelli, che è il coordinatore Copernicus Forum Italia, come si coinvolgono i giovani nell'utilizzo dei dati spaziali. Allora, io ringrazio la Regione Veneto, ringrazio il suo Presidente, perché è esattamente attraverso questi tipi di iniziative che si iniziano a coinvolgere i giovani. Parlo di due parole chiave che voi avete messo anche nel titolo: come si riporta l'investimento spaziale sulla Terra. È un investimento enorme, ma per riportare questo investimento servono due cose fondamentali: partire da problemi pratici, in questo caso l'agricoltura, e investire sui giovani, soprattutto su una nuova generazione, perché uno dei paradigmi che è cambiato è che ai tempi della nostra generazione noi dovevamo andare a cercare le informazioni, loro le informazioni ce l'hanno. L'osservazione a terra riporta sulla Terra in maniera gratuita tutta una serie di dati, ma soprattutto di informazioni, quindi la nuova generazione deve avere una capacità, come hanno i giovani adesso, di prendere le informazioni che sono realmente utili e metterle al servizio. Quindi tutto quello che era un investimento passato, si partiva da cosa sviluppo nella parte tecnologica e poi si cercava di capire cosa la parte tecnologica, quindi il dato che arrivava, poteva essere utilizzato. In questo caso è: qual è il problema? Eventi siccitosi, la gestione del fabbisogno irriguo, spandimenti di liquami che generano impatti sulla qualità dell'aria e quant'altro. Quali sono le informazioni che sono utili
e che devono essere utilizzate per risolvere il problema. Questo solo una nuova generazione che si affaccia appunto in quella che viene definita la transizione digitale, cioè in quello che mette insieme tante informazioni che prima era difficile trovare, che invece adesso lo spazio mette a disposizione, e come vengono analizzati. Questo si fa solo attraverso eventi di questo genere. Un'altra cosa fondamentale, secondo me, l'Italia in questo momento, con l'Agenzia Spaziale, ma con tutti gli investimenti che ha fatto all'interno anche del PNRR, sta mettendo a terra un investimento che per i giovani si chiama Next Generation EU, è di circa 4 miliardi e mezzo sull'osservazione a terra, di come si sviluppano queste nuove informazioni. Spessissimo si sente parlare dello sviluppo della nuova costellazione Iride, ma in questo investimento della costellazione Iride, passatemi il termine, è solo 1 miliardo, il resto è tutto sulla formazione, sui giovani e su come questi dati devono portare a servizi applicativi. Per fare questo servono le realtà territoriali, le realtà regionali, cioè il territorio, il tessuto, perché poi sono i problemi di tutti i giorni che vanno risolti e i giovani si affacciano a quei problemi costantemente. Quindi in questo modo, cioè cercare di creare questa nuova generazione che non vada a produrre nuovi dati, ma vada a sviscerare e capire come questa enorme mole di dati può essere messa insieme e quali sono le reali informazioni utili a specifici challenge. Su questo, e vado a concludere, in questo enorme investimento in cui la stessa Regione ha spinto, perché il forum nazionale poi è fatto dai forum regionali, il forum dell'aerospazio della Regione Veneto è uno dei driver di queste discussioni, ha anche messo a terra, sempre nell'investimento del PNRR, un numero, per esempio, di borse di dottorato che non c'è mai stato in Italia. Sono 19.000 borse di dottorato, 19.000 in cui una parte è dedicata a tutto questo nuovo meccanismo di studiare e mettere insieme questi dati. Quindi anche un modo per tenere all'interno dei territori e di questo Paese è di attrarre dall'estero e di attrarre e far rimanere i giovani. È un'occasione che va presa adesso, quindi questi eventi servono a attirare attenzione e poi utilizzare questo enorme investimento per stimolare e far capire che le realtà nazionali e regionali sono non solo belle ma veramente attrattive. Quindi è un'occasione che va presa e va assolutamente sfruttata. Questo perché poi, visto che è stato citato anche prima di me, di una ricca realtà industriale all'interno della regione, è fondamentale che questa nuova generazione venga trattenuta sia nelle realtà industriali che poi dovranno generare ulteriore sviluppo tecnologico, ma anche assimilare e quindi arricchire le istituzioni pubbliche che poi si troveranno a gestire, definiamole, le operazioni e tutti quelli che sono i servizi a valore aggiunto innovativi. E quindi anche le realtà pubbliche e istituzionali si devono iniziare a dotare di una nuova generazione che poi sappia interpretare, gestire e operare questi dati. È una grandissima occasione, questo è il contesto giusto, per un contesto internazionale, e su questo vanno ringraziate e vanno sostenute le regioni che si muovono in anticipo in questo contesto. Il Veneto è una di queste, quindi io ringrazio veramente. Grazie. Grazie. A proposito appunto di realtà territoriali, ritorniamo in Veneto con il presidente della rete innovativa regionale Aerospazio Veneto, nonché il promotore dell'evento Space Meetings Veneto, Federico Zoppas. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Per me è veramente una tappa molto importante, in quanto qualche anno fa ho cercato un appuntamento con il nostro presidente Zaia e gli abbiamo illustrato il progetto di costituzione della nostra rete. Noi ovviamente siamo più il tessuto imprenditoriale che compone la nostra grande regione del Veneto, e abbiamo visto nell'opportunità della New Space Economy, che oggi gira circa 450 miliardi di dollari ed è destinata ad arrivare a $1 triliardo entro breve, appunto delle opportunità per le nostre aziende. Solo che, essendo noi aziende molto piccole in questi settori che di fatto erano abbastanza appannaggio di programmi di investimento governativi, era molto difficile riuscire a trovare gli interlocutori giusti. Quindi abbiamo deciso di metterci tutti quanti assieme, però dovevamo fare ovviamente squadra anche con la parte accademica universitaria, ma soprattutto anche con il territorio, quindi con la regione. Abbiamo iniziato per intraprendere questo percorso di consapevolezza di tutte quelle che erano le nostre capacità interne,
appunto le competenze delle aziende della nostra filiera, e siamo riusciti a mappare circa 260 aziende nel nostro territorio che hanno a che fare con materia legata a aeronautica e aerospazio. Di queste 52 sono parte della nostra rete, come diceva anche prima il nostro Presidente, e il fatturato che noi muoviamo all'interno di queste aziende, ovviamente anche non solamente nell'ambito dell'aerospazio, sono circa 1,5 miliardi di euro e occupiamo circa 5.000 addetti. Gli obiettivi strategici che la nostra rete riesce a coprire sono navigazione autonoma e osservazione remota, i sistemi di bordo avanzati per piccoli satelliti nell'ambito della New Space Economy, l'esplorazione spaziale, il potenziamento di infrastrutture, il tema molto importante del clean and safe space e soprattutto la vita nell'ambiente spaziale anche nell'ambito poi del food, perché di fatto bisogna capire come alimentare poi questo tipo di missioni. E la cosa molto importante è che per riuscire poi a sancire questa forza, questa partnership e questa partnership che ci riesce a collocare veramente al quarto posto nell'ambito del panorama italiano, perché ci sono dei distretti che sono molto più, hanno una storia molto più importante, più vecchia rispetto alla nostra, se si pensa al distretto lombardo, il distretto piemontese oppure il distretto anche campano e pugliese. Diciamo che noi non abbiamo nulla da invidiare. Molti ovviamente di questi distretti si concentrano su quello che viene considerato upstream, quindi tutta l'infrastruttura che serve a portare i satelliti in orbita. Invece noi in Veneto, avendo pochi prime che compongono il nostro territorio, la nostra rete, abbiamo deciso di concentrarci più su quelli che sono i servizi downstream, quindi l'utilizzo dei dati, e da qui anche l'idea che è stata, diciamo, promotrice dell'ideazione di questo evento, che andremo a fare dal 15 al 17 maggio a Venezia, e abbiamo deciso di chiamarlo Space Meeting Veneto. Questo meeting di fatto si svolgerà in 3 giornate. La prima giornata sarà dedicata a una verticale relativa allo spazio e la finanza, quindi a finanza a servizio dello spazio. Il secondo giorno invece sarà dedicato alla supply chain dello spazio, e il terzo giorno invece, quindi volendo dare enfasi alle nostre aziende del territorio, invece il terzo giorno ci sarà una verticale che si occuperà di tematiche legate all'agritech e al wine tech. Come si diceva prima, l'agritech è un qualche cosa di molto importante e siamo tra i primi ad affrontare questo tipo di opportunità, in quanto tutti quanti diciamo più del 60% dei distretti e delle aziende italiane si stanno concentrando sulla parte infrastrutturale, il 40% invece più sulla parte di analisi del dato. L'analisi del dato sarà il futuro, e quindi di conseguenza noi come Veneto vogliamo sempre essere, come si diceva prima, all'avanguardia di questo tipo di progetto. Questo meeting lo stiamo organizzando con una società che si chiama ABE, Advanced Business Events, che organizza sostanzialmente circa 20 eventi nel mondo legati appunto all'aerospazio, e a oggi siamo riusciti a raccogliere circa 109 iscrizioni, di cui 26 aziende della nostra RIR da sole. Tutto il resto invece verrà diciamo, coinvolto con il nostro stand della Regione Veneto. Ci sono 5 agenzie spaziali, 4 cluster aerospaziali italiani, 11 prime, tra cui appunto ci sarà Leonardo, Telespazio, ci sarà Thales Alenia, e ci sono 63 supplier, e continuano a iscriversene di nuovi. Con una collaborazione con ICE stiamo attirando buyer da tutto il mondo, e prevalentemente dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Corea, e che avranno appunto l'opportunità di incontrare le nostre aziende del nostro territorio. Ci tengo moltissimo a sottolineare, e concludo, che questo progetto per i giovani è un qualche cosa che anche noi aziende andiamo cercando, andiamo sponsorizzando, perché come sapete diffondere la cultura dell'aerospazio all'interno del tessuto industriale italiano ovviamente è qualche cosa che va fatto fin dai tempi dell'università. Noi aziende stiamo cercando disperatamente dei talenti, e molto spesso dobbiamo guardarci all'estero, per cui stiamo lavorando tantissimo per fare progetti di employer branding presso i primari istituti,
e di conseguenza avere questo tipo di occasione di incontrare gli studenti e soprattutto di avere anche un backup con delle istituzioni così importanti ovviamente ci rende assolutamente contenti che di fatto possiamo dare un proseguo anche alle nostre attività. Grazie. Grazie, e passerei alle domande dei giornalisti, se ce ne sono, o se il Presidente vuole dire... No, sentiamo se ci sono se domande. ci sono domande. Ecco, arriva. Buongiorno, sono Christian Schubert e lavoro per il giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Grazie mille per l'invito, è molto interessante il progetto e ho già capito i numeri di attività spaziali in Veneto, numeri di imprese, fatturato, eccetera. L'obiettivo è diventare numero 1 in Italia. Chi è numero 1 e quanto deve crescere per raggiungere questo obiettivo? La seconda domanda, forse per il signor Sacoccia. Scusi. Sì, scusi. Per avere i dati spaziali abbiamo bisogno di lanciatori, trasportare i satelliti, e Vega, il lanciatore italiano, si è schiantato 2 volte, l'ultima volta l'anno scorso, Vega C, il nuovo lanciatore. Allora, in quale misure, questo è un controcolpo per le attività spaziali in Italia, no? E come Italia può uscire di questa crisi? Immagino è una crisi, come vede lei questa situazione? Grazie. No, dicevo che allora, secondo me il nostro riferimento, a parte che Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, come si diceva prima, hanno una storia che inizia circa dal 2010 e storicamente loro hanno nel loro tessuto aziende del tipo Leonardo, Augusta Westland, eccetera. Noi nel Veneto abbiamo solamente una piccola azienda di Leonardo che assembla elicotteri. Io credo che il nostro obiettivo non sia quello di diventare numeri 1 in Italia, ma numeri 1 in Europa. Noi come benchmark di riferimento abbiamo ad esempio l'Aerospace Valley francese a Tolosa, che ha circa 800 aziende e ha tipo una cosa come 15 miliardi di euro di investimenti da parte del governo e di tutta l'infrastruttura francese messa insieme. Credo che noi dobbiamo occupare degli spazi che appunto sono liberi e vista la capacità di adattamento delle aziende del nostro territorio abbiamo tutti i numeri per poterci adattare e per capire quali possono essere le politiche di investimento che dobbiamo indirizzare. Sono più che sicuro che con il team della Regione, con il quale appunto stiamo già lavorando in questa direzione, il tema della digitalizzazione, il tema della formazione, il tema anche dell'utilizzo, come si diceva prima, dei dati, possa essere un punto molto forte che ci possa rendere tra i primi veramente, tra i precursori rispetto agli altri settori, agli altri distretti, perdono. Sì, no, volevo scusarmi, io devo andare al treno, se qualcuno doveva fare domande a me me le faccia subito o mai più. Mai più. La foto con i ragazzi, sì. Chiederei al professor Marco Tofanini e agli studenti di Scienze di Comunicazione, così riusciamo a fare una foto un secondo e poi continuiamo. Sì. Scusate, ma... Andiamo tutti davanti, facciamo tutti... Sì, tutti davanti. Ci mettiamo tutti davanti. Anche noi? Magari qualcuno a questo punto anche dietro. Anche dietro, ragazzi. Attento che due più alto che noi.
Grazie Presidente. Se c'è qualche altra domanda. La risposta, La risposta. qua adesso ha toccato Manca la risposta. Guten Morgen. Il Presidente ha dimenticato gli occhiali. Chi? Sì. Annuale, però ma non è cioè le aziende che partecipano alla rete esprimono 1,5 miliardi di euro di fatturato, non solo annuale, non solo nell'aerospaziale. Sì, se... Riprendiamo? Sì, certo. Ok, allora, prima di rispondere alla seconda domanda volevo giusto complementare quello che ha detto già benissimo il Presidente Zoppas. Cioè, la questione non è essere primi o secondi, ma è individuare, come sta facendo la Regione Veneto, i settori dove c'è una maggiore opportunità di crescita. E l'Italia ha una base sull'upstream, io direi non unica, ma sicuramente a livelli più alti nel settore mondiale, perché abbiamo la possibilità operiamo in tutti i settori dello spazio, siamo integratori, siamo fornitori di equipaggiamenti, sottosistemi, componenti, è veramente un settore di altissimo prestigio. Nel downstream, e quindi l'utilizzo dei dati, proprio tema principale di questo challenge, l'Italia e l'Europa ha un'enorme opportunità di crescita ancora rispetto agli Stati Uniti. E quindi secondo me la scelta del Veneto di voler crescere in particolare in questo settore secondo me è assolutamente ben posta e facilmente vi permetterà di risalire anche in termini di fatturato globale. Quindi mi permetto di complementare la cosa perché è una scelta opportuna. Grazie. Passiamo ai lanciatori. Invece i lanciatori, innanzitutto faccio una piccola correzione. Non esistono lanciatori italiani, esistono lanciatori europei. E i lanciatori in Italia, in Europa sono da tempo, da sempre, praticamente una scelta continentale. Quindi non è un caso, perché finora ovviamente per poter dare un accesso garantito allo spazio all'Europa sono state federate le capacità dei paesi, dei Stati membri, in particolare dell'Agenzia Spaziale Europea, per poter permettere di sviluppare i vettori che garantiscono l'accesso allo spazio. Al momento, parlando di nuovi progetti, Vega C e Ariane 6. E purtroppo è innegabile che in questo momento entrambi i progetti stanno diciamo, per motivi diversi soffrendo di situazioni di crisi, insomma di rallentamento rispetto alle prospettive, sulle quali l'Agenzia Spaziale Europea e gli Stati membri stanno agendo in maniera importante. Ieri ero a Parigi al Consiglio dell'ESA, dove appunto abbiamo discusso ampiamente di tutta una serie di azioni e di iniziative di potenziamento del settore. Ora voglio precisare una cosa: il settore dei lanciatori è tra i più complessi della tecnologia spaziale. In questo momento innegabilmente la leadership del settore è una leadership commerciale negli Stati Uniti, che è fatta, cioè quello dove siamo oggi è fatta di una serie di failure, ha usato l'espressione schiantarsi, eccetera, spettacolare, anzi pubblicizzate addirittura come degli step necessari per arrivare dove sono oggi, insomma. L'approccio in quel caso, essendo prevalentemente commerciale, è stato diverso, è stato proprio di prove, fallimenti per arrivare poi a convergere verso un prodotto affidabile. In Europa, come si fa e si è fatto finora nel settore dello spazio classico, c'è stato un approccio più di preparazione, qualifica, e che ovviamente passava anche questo attraverso alcune situazioni di fallimento. Quindi, per farla breve, l'Europa sta affrontando il tema dell'accesso allo spazio come quello forse più serio e più importante. L'Italia, come paese leader nel settore,
assieme alla Francia e alla Germania, ha tutta l'intenzione di contribuire al meglio. L'ha fatto per esempio all'ultima conferenza ministeriale dell'ESA facendo un contributo dando un contributo finanziario ad altissimo livello. Siamo il secondo contributore dopo la Francia e prima della Germania, proprio per permettere uno sviluppo di progetti, insomma, di prodotti di accesso allo spazio il più possibile competitivi e, ripeto, passare attraverso situazioni di difficoltà è la storia del settore dell'accesso allo spazio. Ci siamo passati anni fa, pensiamo ad Ariane 5 che oggi è forse il lanciatore più affidabile che ci sia, ma nacque attraverso ben 2 fallimenti. Pensiamo a altri momenti, anche Ariane 4, forse il vettore più di successo a livello commerciale prima dell'avvento dei nuovi lanciatori commerciali, ha avuto nel corso della sua storia momenti di crisi sui quali, che sono stati affrontati e superati. È storia già vista, ma sulle quali ci stiamo impegnando noi, Italia e gli altri paesi stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea al meglio. Ma lei avete parlato di Prime, il Prime è avio, no? Ma c'è una responsabilità da avio, no? E che cosa intende per questo? Cioè, qualunque Avia costruisce la Vega, è il prime contractor, e la Vega in 2 anni è perduto, i satelliti sono perduti, è un grande perduto. E come evitare che questo succede ancora? Come ho spiegato, ci sono delle azioni in corso decise a livello di Agenzia Spaziale Europea e tutti gli Stati membri per intervenire su quello che sarà invece il futuro del settore e in particolare dei singoli prodotti. Quindi ovviamente i primi industriali e tutta la catena industriale seguirà queste misure che sono state adottate e che verranno adottate. Quindi questo non posso dire al momento perché chiaramente sono appena state discusse, cioè è appena stata, diciamo, si è appena conclusa la fase di valutazione di questo ultimo incidente e le misure verranno adottate a breve. Comunque, se posso permettermi, Prego. ci sono stati 2 incidenti simili, perché a gennaio Richard Branson con Blue Origin, no, come si chiama il suo lanciatore, ha anche lui perso un razzo con un paio di satelliti, di quelli molto importanti, nel senso non mini satelliti o picosatelliti, ma di quelli molto grossi da svariati milioni di euro. E tra l'altro, proprio per quello che diceva l'ingegnere Sarcoccia, c'è stato anche il primo failure del primo lanciatore, che è stato costruito completamente in 3D, in stampa 3D, sì. che si chiama Terran One. Però diciamo, l'idea non è di guardare ovviamente a chi non insomma, a chi incontra difficoltà, ma è tendere sempre al meglio, alla risoluzione delle... E se poi si pensa al numero di lanci che avvengono ultimamente, è statistica che possa succedere qualcosa. Sì, ma detto questo, ciò non vuol dire che non si debbano affrontare le cose e risolvere quanto prima. È un settore fondamentale perché, come giustamente ha detto, non si può eccellere nella parte upstream e quindi nei satelliti, nei payload, quello che facciamo volare, se poi non abbiamo la possibilità di portarli al meglio in una maniera più economica nello spazio. Ma è un momento di transizione importante per l'accesso allo spazio, proprio perché associare la riduzione di costi per rendere più popolare l'accesso allo spazio a una situazione di affidabilità è un'equazione che non sempre è una soluzione facile, ci si lavora. Grazie, se non ci sono altre domande? Ci sono? Sì. Buongiorno, Christian Wermke del quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Mi ho chiesto come saranno finanziati questi start-up che scegliete dopo, c'è una somma che si può dire? E l'altra domanda, come si evita dopo la crescita, dopo tutto questo che avete pianificato, loro saranno venduti all'estero?
per startup intende chi vincerà il concorso. Io credo che lo spirito sia quello di andare a individuare questi 10 progetti, andare a individuarne uno e testarlo poi. Se poi questo diventerà una startup sarà qualcosa che vedremo in futuro. Noi daremo l'opportunità a chi vincerà questo progetto di poterlo testare con 2 società come Veneto Agricoltura e Avepa, e ringrazio la presenza del dottor Trapani, che sono 2 realtà molto presenti nel nostro territorio che potranno mettere le risorse per testare veramente questa progettualità. Poi quello che succederà in una fase successiva, insomma, lo lasciamo al mercato. Insomma, nel Veneto qualche startup sta nascendo, speriamo che possa nascere anche da Veneto Stars. Ci sono altre domande? Salve, buongiorno, Valentina Di Donato, CNN. Volevo chiedere a riguardo delle siccità che stiamo vedendo nella regione Veneto e non solo. Parliamo del Po, parliamo anche di altre zone, di Lago di Garda. Ovviamente le proposte ancora devono avvenire, però lo spazio, i dati dello spazio, come possono aiutare a risolvere questi problemi? Forse rispondo io. Beh, i dati dell'osservazione della Terra, i satelliti dell'osservazione della Terra oramai da tempo offrono la propria capacità in supporto a situazioni di crisi come la siccità o come altre. Per esempio, parliamo d'Italia, da anni l'Italia ha a disposizione una costellazione che si chiama Cosmos Skymed, una costellazione di osservazione della Terra cosiddetta di utilizzo duale, perché è utilizzo sia civile che di difesa, di sicurezza, che ha la capacità 24 ore su 24, di giorno, di notte, in qualunque condizione atmosferica, grazie al suo sensore raggi X, di monitorare il territorio e fornire indicazioni anche sullo stato, per esempio, dell'umidità del suolo o di altri parametri che permettano di poter prevedere anche quelli che sono i trend di evoluzione della disponibilità di acqua sul territorio. La cosa interessante è che i dati di osservazione della Terra, proprio perché sono forniti da sensori di tipo diverso, trovano il massimo della loro efficacia quando vengono combinati. Si parla di data fusion. Allora, satelliti come quelli che ho citato, satelliti come i satelliti Copernicus dell'Unione Europea, che guardano magari con altri occhi alla composizione del suolo, oppure alla meteorologia, oppure alla circolazione delle superfici del mare e così via, permettono di passare da quella che è stata finora un po' l'utilizzo dei dati di osservazione della Terra, cioè di intervento o di visione di quello che sta succedendo in quel momento per l'intervento successivo, alla previsione per poter anticipare situazioni di crisi come quella della siccità, come quella di incendi o cose di questo tipo. Ora, tutto questo richiede un'importantissima capacità di analisi, di calcolo, quindi non c'è solo la disponibilità del dato, ma c'è anche come il dato viene processato, viene integrato, utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale. Sono tutte cose che in un sistema completo di utilizzo dei dati spaziali stiamo sviluppando, lo stiamo sviluppando in Italia, lo stiamo sviluppando a livello europeo, per essere il più possibile capaci appunto di servire al meglio quelle che saranno le necessità del nostro pianeta. Se posso integro quello che ha detto il Presidente proprio in maniera molto pratica, e mettendo insieme la stima dell'umidità, una interpretazione della copertura e uso del suolo e mettendoci insieme anche per esempio gli scenari di cambiamento climatico, si può fare una stima d'anticipo del fabbisogno irriguo nelle stagioni estive, cioè tendenzialmente mettendo insieme appunto umidità del suolo, tipologia di seminativo che è stata messa in cantiere per la stagione, si può calcolare quelle che sono le quote di emungimento delle falde che possono essere autorizzate all'interno del sistema dell'agricoltura.
è un previsionale, può avere diciamo, dei margini di errore e di incertezza, ma avere un dato spazializzato, quindi non è più la foto, appunto come si usava prima, il dato satellitare era la foto dove andavo a vedere o in emergenza o diciamo, in quasi real time, mentre si fanno tutta una serie di modelli previsionali che, questo si fa anche in ambito di protezione civile, ogni anno a gennaio si prendono tutti questi dati spazializzati, la protezione civile decide a seconda di quelli che sono gli scenari di eventi siccitosi dove distribuire i Canadair a livello non solo nazionale ma a livello europeo. È chiaro che non è detto che poi gli incendi si sviluppano lì, però tendenzialmente dove ci sono picchi di siccità e tipologie di colture si pensa che diciamo, tutta una serie di casualità possano succedere. La stessa cosa si fa nello stimato. Esattamente, si riduce il tempo di intervento con un margine di incertezza. Prima c'era solo il dato puntuale che veniva interpolato, adesso invece di interpolare viene usato un dato di osservazione della Terra che, grazie a Copernicus e alle missioni citate anche dal Presidente dell'ASI, perché l'Italia sta investendo su diverse missioni tipo Cosmo, ma è l'unico, anzi è il secondo perché adesso è il primo paese che negli ultimi anni ha investito sul satellite iperspettrale, abbiamo Prisma, in cui si stima, grazie a tutta una serie di misure, la fenologia del comparto agricolo, quindi non è più che cosa è coltivato, ma guardando il picco della fenologia si sa un minimo d'anticipo se c'è riso, mais e quant'altro, e quindi si stima la capacità di emungimento che va preparata. E quindi si spera di mettere una gestione sul fabbisogno irriguo che quindi emunge meno, soprattutto in periodi di grossa siccità. E poi se posso, io ho avuto proprio ieri sera l'opportunità di conoscere un'altra azienda che si è unita alla nostra rete, che produce dei droni che vengono utilizzati, vengono alimentati a pannelli fotovoltaici, quindi a energia solare, e che sostanzialmente hanno il compito di monitorare il livello di siccità delle varie zone, quindi si può andare eventualmente ad agire in maniera selettiva. E poi un'altra azienda che fa parte della nostra rete ha messo a punto questa tecnologia che dal satellite riesce a individuare le perdite degli acquedotti, e quindi anche lì diciamo che non si può demandare solamente all'utilizzo del satellite per appunto prevenire questa tipologia di problema, ma bisogna lavorare in combinata con tutta una serie di droni e di sensoristica nel territorio, che poi dà la possibilità poi anche a interventi di altro tipo per altre patologie, per esempio. Posso giusto aggiungere un'ultima cosa, perché giustamente l'attenzione va alle situazioni di crisi, la possibilità di intervento da parte dello spazio sulle situazioni di crisi, ma quando parliamo di Veneto parliamo di una Veneto equivalente bellezza per la propria arte, eccetera. Lo spazio serve anche proprio a preservare i nostri beni artistici, i nostri beni culturali, archeologici. Non dimentichiamo questo aspetto ovviamente per quello che è il benessere specifico di una regione. Grazie. Se ci sono altre domande, un'altra domanda. Ancora uno, scusi. I dati spaziali hanno veramente un valore. Allora, i fornitori hanno dei costi, satelliti, eccetera. Allora, è vero i dati europei sono per il momento gratuiti per gli start-up? O come funziona questo processo? Perché un start-up, immagino, non può comprare i dati, o penso alcuni fornitori americani vendono i dati, credo. Come funziona questo processo? Allora, la cosiddetta data policy è ovviamente prerogativa di chi produce, il proprietario del sistema. Il sistema Copernicus europeo, appunto, fornisce dei dati che sono accessibili senza limiti e in maniera gratuita. Questa è stata una scelta politica a livello europeo fondamentale, che ha generato un'intera economia per il nostro continente, una scelta a mio avviso veramente illuminata. Ovviamente quando parliamo di dati parliamo di diversi livelli, cioè il dato grezzo di per sé è poco fruibile, a seconda dei livelli di raffinamento ovviamente ci possono essere degli interventi di privati, ditte eccetera, che ovviamente faranno pagare dei servizi legati a questo. È proprio questo che genera l'economia legata al dato, però appunto Copernicus offre i propri dati in maniera
libera e senza limiti. Poi prodotti nazionali, dipende per quanto riguarda i prodotti nazionali o privati, insomma asset di upstream privato, ovviamente hanno le loro policy di distribuzione dei dati. Grazie. Aggiungo anche qui una cosa velocissima, appunto Copernicus ha tutto il dato open, free and free of charge, come diceva il Presidente, ha generato un mercato, perché poi alla fine non è tanto il dato che viene, diciamo, che ha un valore economico, ma è l'informazione ad essa associata. Più l'Unione Europea con questo appunto sicuramente processo visionario, io dico sempre, sta drogando il sistema mondiale. Gli Stati Uniti stessi sono i più grandi fruitori di questo dato. È chiaro che costruendo il dato l'Europa ha un vantaggio anche per le nuove generazioni di come meglio far sì che questo dato si trasformi in informazione di valore. È qui che i giovani devono entrare in questo sistema. Più questa informazione cresce di valore, più loro hanno un'economia che possono poi andare, diciamo, a vendere in altri sistemi. Non a caso Planet, che è una compagnia americana, ha messo il suo headquarter in Europa, proprio perché in questo sistema è più vantaggioso stare all'interno di un sistema di dati gratuiti che starsi negli Stati Uniti a vendere, perché non è più quello il mercato, non è più sulla vendita del dato in quanto tale. Grazie. Chiederei... Ci sono altre domande? All'assessore Calzavara, se vuole fare una breve conclusione. Sì, noi confidiamo ancora sulle piogge del sabato, domenica, perché sembra che nel Veneto domenica, lunedì dovrebbe piovere un po' e quindi speriamo che questa sistemi un po' la questione. Dall'altra stiamo pensando anche attraverso la programmazione europea a iniziare un percorso anche di studio di tutto il tema dei dissalatori, che riteniamo possa essere un elemento che possa sopperire alcuni bisogni, in particolar modo sulla costa. Però io volevo ringraziare tutta la stampa estera che è venuta qui oggi, che ci dà la possibilità di dare visibilità internazionale a questo nostro progetto, e quindi veramente grazie a tutti voi. Spero lo si possa ampliare a livello internazionale, cercando di mettere in evidenza il nostro sito venetostars.com. All'interno c'è poi la possibilità per i ragazzi di riuscire a iscriversi a questo challenge e di averne tantissimi, in maniera tale di dimostrare proprio la vitalità di questo progetto e che possa negli anni a venire crescere ulteriormente. Insomma, quest'anno pensiamo a 10, però è chiaro che se il Veneto dovesse diventare veramente capace di attrarre progettualità su scala europea, dovremmo strutturarci anche in maniera diversa, perché l'ambizione è proprio di avere una visibilità internazionale come la nostra regione credo abbia e si merita di continuare ad avere e crescere. È l'occasione per ringraziare il dottor Presidente Saccoccia, il dottor Cossu, il professor Taramelli, Federico Zoppas. Credo che abbiamo dimostrato questa mattina che è una progettualità con dei componenti e con delle competenze veramente forti che ci permetteranno in futuro, a partire da quest'anno, di costruire un progetto che nel corso dei prossimi anni verrà ulteriormente implementato e dimostrerà un Veneto capace di interpretare quelle che sono le tendenze del futuro attraverso progettualità come quella presentata oggi. Grazie a tutti voi. Grazie. E alle vostre spalle c'è una sala con un piccolo buffet.